Veniamo alla cronaca. La polizia provinciale sta indagando su degli spari esplosi nella riserva di caccia di Povoletto. L'episodio è accaduto ieri sera. Due sottufficiali del servizio di vigilanza provinciale stavano pattugliando un'area dove c'era il sospetto potessero trovarsi dei bracconieri. Improvvisamente è stato udito un primo colpo di fucile in una giornata in cui la caccia è vietata. Gli agenti si sono quindi precipitati nella zona da dove sembrava provenire lo sparo. Era buio e gli agenti si sono mossi servendosi di torce elettriche per farsi strada. Una volta avvicinatisi all'area interessata hanno notato una persona allontanarsi e le hanno imposto l'alt. L'uomo, sicuramente un bracconiere, ha quindi reagito sparando. Non è ancora chiaro se direttamente verso i due agenti o solo in aria per spaventarli. Sta di fatto che l'individuo si è dato alla fuga. La pattuglia della Polizia Provinciale si trovava proprio in quella zona in servizio di vigilanza, visto che in questo periodo si caccia la beccaccia e questo animale acquatico può essere cacciato rispetto alle altre specie un'ora dopo il tramonto, secondo il regolamento regionale. Il comandante della Polizia Provinciale, Stefano Verri, ha ricevuto una relazione dai due agenti operanti e del fatto sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Remanzacco.